Le fiamme gialle tornano in via Piave e smantellano assieme alla polizia il racket della prostituzione ungherese. Diventa un caso nazionale il conto da 600 euro presentato a due turisti danesi da una pizzeria di Venezia. Nel menù la frittura di pesce costava 10 euro. Luca Zaia fa il verso a Berlusconi. L'IMU, ha detto, oggi va tolta e rimborsata con i soldi degli sprechi. Silvio ha rubato una nostra idea. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Anche stamane la Guardia di Finanza è impegnata in una raffica di sequestri per colpire al cuore finanziario la criminalità che imperversa in via Piave. Dopo la distruzione dell'impero di Luca Pan, l'arresto dei trafficanti nigeriani di via Monte San Michele, ora è scattata la caccia al racket della prostituzione ungherese. In carcere 4 esponenti del gruppo e altri 6 sono ricercati. Sospiro di sollievo nei condomini dove gli appartamenti facevano da base d'appoggio. Continua la pulizia di via Piave e dintorni dalle bande criminali che vi imperversano. Oggi è toccato al racket degli ungheresi che gestivano un giro di una ventina di lucciole. 10 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal procuratore di Venezia Luigi Del Pino. Per il momento soltanto 4 le persone arrestate, 6 sono ricercate. Hanno attirato l'attenzione della Guardia di Finanza di Venezia per l'alto tenore di vita, frequentavano le sale bingo e usavano auto di lusso e gravitavano attorno a 4 appartamenti. 2 in via Cappuccina, ai civici 155 e 181, uno in via Leardi, numero 17 e l'ultimo in via Tasso, il più interessante, dove stamane gli investigatori vi hanno trovato, oltre le lucciole ungheresi, magrebini sospettati di essere spacciatori e l'alloggio era subaffittato ad un cittadino cinese. Segno che le etnie e i crimini erano in simbiosi, un'operazione attraverso la quale sono stati sequestrati i 4 appartamenti per un valore di 1 milione di euro. È andata a buon fine grazie alla collaborazione tra finanzieri e poliziotti e ha rivelato la vera struttura della criminalità che ha distrutto uno dei quartieri più prestigiosi di Mestre e ha dato vita ad un giro d'affari internazionale. Ancora un altro intervento su via Piave e Paraggi. E soprattutto fatto da forze di polizia in lavoro congiunto, quindi importantissima questa collaborazione che siamo riusciti ad ottenere qui a Venezia, è fondamentale. I finanzieri e i poliziotti sono partiti da 2 diverse piste investigative. I primi hanno indagato sui redditi e scoperto che erano evasori totali, nonostante la ricchezza ostentata, e i secondi hanno ricevuto una denuncia per estorsione di un cliente. Inchiesta dopo inchiesta emerge sempre di più che la criminalità di via Piave è caratterizzata da tanti microcosmi in contatto fra loro. Non c'è un vertice, un capo potente che tira le fila, ma solo criminali che si aiutano a vicenda. Purtroppo la zona di via Piave si dimostra un vulnus alla città, è un problema, questa è la seconda occasione in cui torniamo in quella zona. Obiettivamente queste etnie viaggiano in modo autonomo, il che le rende ancora più difficili da colpire. La disarticolazione di una di queste, come nell'operazione di oggi, non significa che il problema della zona venga risolto automaticamente. Purtroppo loro sono numerose, provengono da diversi paesi, hanno diverse attività, tutte quasi sempre illecite. Non si trattava di un sodalizio, ma di singoli protettori che si aiutavano a vicenda. Agivano su 2 sponde, chi reclutava le ragazze in Ungheria e chi le faceva prostituire a Mestre. Gestivano 2 ragazze ciascuno. C'era una donna che insegnava loro la lingua e le addestrava a vendersi. Era l'anello di congiunzione tra loro e i protettori. Indicava anche chi tendeva a lavorare di meno e alla fine del turno venivano perquisite. Erano sfruttate fino allo stremo delle forze. Dovevano prostituirsi anche per pochi euro se il cliente non aveva denaro. Un mercato flessibile che teneva conto della crisi, ma nonostante il duro sfruttamento, le ragazze sono state totalmente reticenti. Era un racket molto feroce, perché ci sono diversi livelli di ferocia nei racket della prostituzione. Ma il racket della prostituzione è cambiato, nel senso che bisogna vedere la tipologia. Oggi con questa tipologia, con questa nazionalità, con queste donne si conviene di più farle lavorare con, diciamo, il coinvolgimento.
Ed è rimbalzata sulle cronache dei quotidiani e notiziari nazionali l'ennesima spennata rifilata da un ristoratore veneziano ad una coppia di turisti. 600 euro per una cenetta consumata in una modesta pizzeria con cucina nei pressi di Campo Santa Maria Formosa. Questa volta il salasso però è stato rifilato ad una coppia di diplomatici che al ritorno in patria hanno provveduto a mobilitare il Ministero degli Esteri e portato il caso all'attenzione dell'ambasciata italiana in Danimarca. Hanno ordinato una frittura di pesce inserita nel menù al prezzo di 10 euro. Il cuoco però è uscito dalla cucina per chiedere se avessero gradito anche qualche scampo. I due danesi hanno pensato ad un gesto di gentilezza che ha fatto schizzare il conto a 80 euro a persona solo per il piatto. Poi vini, pietanze varie e l'imboscata si è materializzata con il conto stratosferico. Per il ristoratore la legge non prevede punizioni, ma l'immagine della città ne esce malconcia. E c'è voluta una giornata di mobilitazione dei veneziani, una lunga trattativa, ma alla fine l'Arsenale è tornato dopo secoli alla città. Sollievo fra i veneziani per l'intesa raggiunta con il demanio. Ora Venezia ha una chance in più per pensare al suo sviluppo e per fermare l'emorragia di abitanti. Soddisfazione tra i veneziani all'indomani della firma del verbale di consegna dell'Arsenale al Comune da parte del demanio dello Stato. Ora il 70% dell'ex cantiere navale della Serenissima torna, dopo secoli, nelle mani del Comune, ad esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, ha chiarito che la città potrà programmare il recupero e il riuso degli enormi spazi del monumento attraverso Arsenale Venezia SpA, la società mista Comune Demanio, che ha da tempo pronto un piano da 80 milioni di euro per creare una foresteria da 400 posti nel complesso degli ex sommergibilisti. Nell'area ci sarà anche il Consorzio Venezia Nuova, che porterà la sua sede operativa e i suoi uffici per la manutenzione del Mose, ma potrebbero entrare anche altre istituzioni. Infatti c'è il progetto di portare all'Arsenale i corsi di scienze ambientali di Ca' Foscari. Rimane il nodo del decreto approvato dal governo Monti, che scarica su Ca' Farsetti oneri ingenti e nessun beneficio. Il provvedimento infatti prevede che il Comune possa tenere soltanto il 30% dei canoni di concessione, una partita per modificare il decreto che sarà aperta con il nuovo governo. Arriva a sorpresa la benedizione di Luca Zaia sulla proposta di Silvio Berlusconi di togliere l'IMU. Agli elettori increduli affida all'ANSA il suo messaggio: l'IMU va tolta e basta, ha detto, perché è una tassa che per coerenza un leghista non dovrebbe accettare, anzi il leader del PDL si sarebbe appropriato, secondo Zaia, di un'idea del partito del Carroccio. Zaia ha continuato sulla scia delle promesse elettorali clamorose di Silvio Berlusconi, dicendo che anche il rimborso dell'IMU di Monti è fattibile perché ci sono molti sprechi da recuperare. Forse si riferisce anche ai lingotti d'oro sequestrati alla Lega, che potrebbero essere venduti per recuperare magari un po' di risorse. E voltiamo pagina, ma le tasse non scompaiono, anzi chi sceglie Jesolo per le proprie vacanze mette in conto anche la tassa di soggiorno. Il Comune si adegua ad una pratica ormai diffusa nei centri turistici e lungo il litorale veneziano mancava soltanto la località jesolana, potrebbe però essere cancellata il servizio. La prossima stagione balneare sarà più salata per i turisti jesolani. La tassa di soggiorno infatti arriva anche a Jesolo. Brutto colpo per gli albergatori e le 23 associazioni di categoria che vi si erano fortemente opposte e che sono ora sul piede di guerra. Si parla di una tassa che, nonostante le proteste, appare comunque contenuta. Si aggira sull'euro per gli hotel a 4 stelle, 80 centesimi per le 3 stelle e 60 per le altre sistemazioni. Aspetti tecnici questi che verranno definiti nei prossimi giorni in sede di consulta, che si riunirà insieme all'assessore delegato al turismo Daniela Donadello. Ormai la tassa sulla presenza è stata annunciata dal sindaco Valerio Zoggia, che ha messo fine alle incertezze proprio ieri, e almeno fino a nuovo ordine rimane. Le speranze degli albergatori ripiegano ora sul controllo delle casse comunali che verrà fatto ad aprile, dopo le elezioni politiche, quando si vedrà se gli introiti dell'IMU basteranno a rimpinguare i fondi dell'amministrazione e in caso positivo la tassa potrà essere tolta all'ultimo momento, proprio alle soglie della stagione turistica. Il comune jesolano sa già che incasserà con l'IMU alcuni milioni di euro, quello che non è ora in grado di prevedere è la percentuale che dovrà restituire allo Stato, somma che potrebbe anche essere pari al maggior gettito e in questo caso la rimanenza non basterebbe a rimpolpare le casse comunali, casse che sovvenzionano all'anno circa 2 milioni di euro per la promozione turistica e che hanno quindi bisogno della garanzia dell'eventuale tanto famigerata tassa di soggiorno.
E intanto arrivano buone notizie sul fronte della sicurezza del lavoro. Nel 2012 sono calate le morti bianche, ma c'è il sospetto che c'entri anche la chiusura di molti cantieri. Sentiamo. Calo delle morti bianche nella provincia di Venezia. Dall'inchiesta riguardante le vittime sul lavoro effettuata dall'Osservatorio Vega Engineering di Mestre emerge una leggera diminuzione nello scorso anno degli incidenti mortali sul luogo di lavoro nella provincia veneziana, 2 in meno rispetto al 2011. Sono 7 le morti bianche della provincia veneziana, che vedono come causa prima l'annegamento e il primato nei settori dell'agricoltura, pesca e costruzioni. 2 le tragedie avvenute nell'edilizia, causate una da uno schiacciamento da peso, l'altra da una caduta dall'impalcatura. 2 invece i pescatori che a Chioggia sono annegati con il barchino in avaria e altre 2 le vittime nel campo dei servizi. La prima annegata nell'Adige durante la manutenzione ad una chiusa, la seconda è un operaio metalmeccanico del depuratore Veritas, ucciso per un contatto elettrico. Infine un uomo ha perso la vita a Ceggia, incastrato in una fresa mentre estraeva il grano. Fattore non trascurabile nel calo di incidenti mortali è sicuramente la diminuzione di lavoro e quindi di personale, anche se ci sono aziende che hanno aumentato gli investimenti sulla sicurezza. Comunque l'emergenza rimane, come dimostrano i dati, e il Veneto vince il triste primato di collocarsi al 3° posto nella classifica nazionale per numero di morti bianche. Nessuna inversione di tendenza dunque, nonostante il numero sia sceso. C'è bisogno di azioni concrete e di una politica nazionale che ponga la sicurezza sul lavoro come priorità. Il presidente dell'Osservatorio Vega Engineering, Mauro Rossato, propone di detassare le aziende che investono in sicurezza, concedendo lo sgravo degli utili sui costi sostenuti per garantire un posto di lavoro sicuro e a norma ai lavoratori. Tra le province venete il capoluogo veneziano contribuisce all'alta media regionale di morti bianche e detiene un altro triste primato, posizionandosi seconda solo a Verona, con 11 vittime nell'anno passato, per le vittime sul lavoro. Alla pari con Belluno e sopra Padova, Treviso e Vicenza, che hanno contato nel 2012 5 infortuni mortali. Infine a Rovigo 2 vittime. Ed oggi sono stati anche diffusi i dati sulle assunzioni per i giovani under 30 previste nel 2013. Secondo il Ministero del Lavoro caleranno del 26% rispetto al 2012. Futuro sempre più nero per i giovani in cerca di lavoro. Nei primi 3 mesi del nuovo anno le aziende assumeranno ben il 26% in meno di under 30 rispetto al 2012, il che significa 13.000 opportunità di lavoro in meno. Questi i dati scoraggianti rilevati dalla ricerca svolta da Data Giovani sulle previsioni lavorative dei giovani fino ai 29 anni, per conto di Unioncamere e il Ministero del Lavoro. Tra le 140.000 assunzioni previste fino a marzo dalle aziende italiane, solo 3 su 10 interesseranno i giovani, che devono dunque fare i conti con un panorama lavorativo sempre più difficile e restrittivo. Saranno quasi 39.000 i fortunati che troveranno occupazione e tra questi la maggioranza, circa 33.000, un impiego non stagionale, anche se questo non assicura in realtà contratti stabili o a lungo termine. A soffrire maggiormente le regioni del Mezzogiorno, dove si ricercheranno solamente 8.000 giovani, mentre il Nord attesta un calo di assunzioni giovanili minore. A spiccare è solo l'Emilia-Romagna, unica regione virtuosa che controtendenza aumenta la richiesta degli under 30 quasi del 5%. Il Ministero del Lavoro ha reso noto che le pesanti flessioni del commercio e l'instabilità finanziaria hanno colpito anche quei settori che sembravano resistere alla crisi e che attingevano maggiormente a figure giovanili. Tra queste la vendita e il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, la ristorazione, il settore turistico e i servizi assicurativi e finanziari. Ma non a tutti andrà così male, ci sono delle professioni che a sorpresa rappresenteranno sbocchi più validi e sicuri. Primi in classifica e più richiesti ingegneri, architetti, assistenti ai clienti e operatori dell'estetica. E proprio per aiutare i ragazzi a fruttare al meglio il loro talento e a scegliere l'indirizzo scolastico più adatto, la Fondazione Luis Guido Carli di Roma organizza un incontro fra insegnanti e genitori di alunni del 3° e 4° anno. Si intitola Dal talento al lavoro ed è in programma al Liceo Foscarini di Venezia venerdì 8 febbraio a partire dalle 17. Analoghi incontri si svolgeranno in seguito anche all'Istituto Marco Polo e al Franchetti di Mestre. È trovato l'accordo per il primo stralcio dell'opera complementare Terraglio Est, 12 milioni di euro per realizzare 3,2 km che dal passante di Mestre arriveranno fino a Via dell'Industria Casier. Per l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, una soluzione che risolve un problema di accesso all'area industriale. I tempi, come al solito, aggiunto, dovranno essere brevi, spiega Renato Chisso. Entro questo anno faremo la gara e apriremo i cantieri. La speranza è quella di chiudere tutto entro il 2014.
Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Festeggiamo i 100 punti vendita! Ali Aliper festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Un Ali Aliper, Vinci e Parti in crociera fino al 20 febbraio. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Boom di agriturismi a Jesolo con più 123% di presenze e più 67% di arrivi nel 2012. I dati dell'APT provinciale evidenziano un forte aumento di russi, svizzeri e scandinavi. Meno bene invece Eraclea, penalizzata da una clientela prettamente nazionale e dunque molto colpita dalla crisi. Vecchie scarpe sportive per aiutare i giovani africani del Saharawi. Il progetto è sostenuto da un Sesto H di Cazzago, frazione di Pianiga, dove fino alla fine di febbraio chi rottamerà le proprie scarpe usate riceverà un buono acquisto di 30 euro e le sue vecchie calzature cammineranno nel deserto. Vola il Prosecco DOC, tanto che Veneto e Friuli revocano il provvedimento di stoccaggio del 10% della produzione adottato per salvaguardare il prezzo. In Italia il consumo di spumante è in calo, ma il Prosecco tiene e passa da 42 milioni di bottiglie a 45. A gonfie vele anche le esportazioni in Francia, Russia, Messico e Sud America. Carnevale di risate a Mogliano col teatro comico dialettale della compagnia Ribalta Veneta. Al teatro Busan venerdì 8 febbraio alle 21 andranno in scena La Scorsetta de Limon e Impretura, 2 divertenti atti unici interpretati dall'istrionico Carlo Vianello e dai suoi valenti attori. È il momento di acquistare box e garage, la crisi abbatte i prezzi dei posti auto e Padova risulta fra le città venete quella più vantaggiosa. A livello nazionale il calo è del 3,8% per i box e del 5,4% per i posti auto, ribassi che a Padova arrivano a meno 5,8% per i box e meno 6,7% per i posti auto. Ed ora, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione del Gazzettino di Venezia, in linea Marco Bampa. Sappiamo che anche voi approfondirete la notizia dello smantellamento del racket di prostituzione gestito dagli ungheresi. Ciò che è interessante è appunto questa scoperta che la criminalità di Via Piave è caratterizzata dall'assenza di un vertice, potremmo dire, da tanti criminali che si aiutano a vicenda, giusto? Sì, è vero, questa è una soluzione sostanzialmente paritaria, se vogliamo chiamarla così, ma che comunque usava anche le maniere forti, anche nei confronti di queste povere ragazze, le privavano dei guadagni, ci sono stati episodi di blitz nei confronti di altre prostitute o di protettori rivali che portavano via il lavoro, insomma, e quindi mettevano a rischio i loro illeciti guadagni, quindi anche una violenza perpetrata nei confronti di queste ragazze. Abbiamo raccolto noi la testimonianza di alcuni abitanti dei condomini che sono stati sequestrati e dove esercitavano queste giovani, che ci hanno raccontato come sentivano anche le urla di queste ragazze che evidentemente con le cattive maniere spesso e volentieri erano costrette a sottostare ai desiderata dei loro sfruttatori, consegnando tutto quanto guadagnavano. Però certo è anche che le donne non hanno parlato, cioè non hanno denunciato i loro aguzzini. Sì, questo è anche vero, del resto è comprensibile che siano assolutamente spaventate, insomma, dalla violenza o dalla minaccia di violenza che hanno subito in questo periodo che hanno vissuto qui da noi. Bene, ringraziamo ancora Marco Bampa dalla redazione appunto del Gazzettino. Grazie a te, un grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Grazie. Ed ora andiamo insieme a vedere che tempo farà nei prossimi giorni.
Cielo coperto con qualche schiarita, aria fredda da nord e temperature in calo. Venerdì 8 febbraio. Cielo soleggiato e livelli termici in diminuzione, sotto zero di notte. Sabato 9 febbraio. Variabile, possibile qualche fiocco di neve, valori stazionari. Domenica 10 febbraio. Nubi sparse e temperature in lieve abbassamento. Lunedì 11 febbraio. Nuvolosità innocua, minime in ulteriore discesa, massime stabili, comprese fra -4 e 5. La marea di venerdì 8 febbraio è sostenuta, la massima alle 8,55 80 cm, la minima alle 3 20 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.